motori, Michele Fattorini a sorpresa trionfato alla 46esima Verzegni Sella Chianzutani, in servizio di Marco Angileri. Michele Fattorini su Osella PA2000 motorizzata Honda ha conquistato domenica 17 maggio la 46esima Verzegni Sella Chianzutan, gara valida per il campionato italiano velocità in montagna e International Hill Climb, la Coppa Europa FIA di specialità. Il 25enne umbro l'ha spuntata per soli 26 centesimi, riuscendo a resistere al tentativo di rimonta in gara 2 del trentino Christian Merli, anche lui su Osella PA2000. Terzo assoluto nella cronoscalata carnica il calabrese Domenico Scola, leader del campionato, che completa un podio tutto Osella PA2000. Alle spalle del trio di testa si è classificato il primo degli oltre 80 stranieri presenti, lo svizzero Tiziano Riva, su una Reynard Formula 3000. Tra le Gran Turismo il fagagnese Gianni Di Fant su Porsche deve accontentarsi del secondo posto dietro a Roberto Ragazzi su una Ferrari 458 Super Challenge. Sfortunata prova per il friulano Michele Buiatti, che perde il podio del gruppo N per lo spegnimento improvviso della Mitsubishi Lancer in gara 2. Nella competizione riservata alle auto storiche, il toscano Uberto Bonucci con la Osella PA9 si aggiudica il trofeo Luigi Bormolini, precedendo Franco Cremonesi, anche lui su Osella PA9. Terzo gradino del podio per il cividalese Massimo Guerra sulla Porsche 930. L'evento motoristico organizzato dalla scuderia Friuliacu ha visto la partecipazione record di ben 237 piloti provenienti da 11 paesi diversi. Il pubblico delle grandi occasioni ha invaso le tribune naturali del tracciato di gara di oltre 5 km e 600 metri, teatro di spettacolari sfide per la 46esima edizione della Verzegni Sella Chianzutani. Gli impegni per il team, capitanato dal presidente Giorgio Croce, continuano, con sempre maggior coinvolgimento della componente femminile della scuderia, con l'organizzazione del Rally del Friuli Venezia Giulia e delle Alpi Orientali a fine agosto.